Bella a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Walter ragazzi. Se cercate maglie come questa qui che ho preso di Fabian, e ora parliamo di Fabian, oppure come questa qui che ho preso di Ciro Mertens, guardate i dettagli, clamorosi ragazzi, non costano niente, link in descrizione, mi raccomando passateci. Allora vorrei fare un applauso al signor Luciano Spalletti. Perché io non ero contento quando arrivò Spalletti in estate? Non perché era scarso, non perché fosse un allenatore non pronto, ma perché è un allenatore che non è un vincente. Da inizio anno sto dicendo arriveremo in Champions, scordatevi tutto il resto. E continuo a esserne abbastanza certo di ciò. Con una formazione che ha messo Spalletti, per quanto mi riguarda, ridicola. Da ufficio inchieste la formazione che ha messo oggi Spalletti. Fabian li dobbiamo preservare, Fabian, Osimhen, ma chi preservi da cosa? Precisamente da che cazzo li stai preservando Osimhen e Fabian? Da cosa li stai preservando? Perché ora abbiamo il Barcellona, poi abbiamo Lazio, Atalanta, abbiamo la Fiorentina, Roma, Udinese, cioè abbiamo 1000 di partite toste. Già abbiamo 10.000 persone assenti, ora pure Di Lorenzo si è fatto male, Malquit alla fine. Tu mi metti un centrocampo con Zielinski e Demme che pare il fratello stronzo di quello dell'anno scorso. Zielinski che da solo lì non lo sa fare, lo abbiamo visto. L'abbiamo visto, ma non l'abbiamo visto ora. Luciano, non l'abbiamo visto ora. Luciano, noi che Zielinski non possa giocare lì davanti alla difesa, lo abbiamo visto da Ancelotti. Luciano, noi da Ancelotti abbiamo visto. Elmas ha fatto 3 partite dalla destra, tranne la giocata contro il Barcellona. Non ha fatto niente, non ha fatto una cosa buona Elmas. Metti un as dal primo, me lo fai giocare 90 minuti. Perché almeno il movimento ce l'ha, non è che mi metti Elmas e gli allucchi addosso tutta la partita, perché i movimenti dalla destra Elmas non li tiene, quindi è inutile che ti incaponisci, è inutile. E poi parliamo della punta, bravo, Petagna, io fin quando Osimhen è in grado di deambulare, anche perché di gambe ne tiene 3, quindi nel senso pure se ne spezza una ce n'ha comunque 2, fino a quando Osimhen è in grado di camminare, Osimhen me lo devi mettere in campo. Per non stare in campo a Osimhen gli hanno dovuto fare un attentato, lo hanno dovuto azzoppare a tutte e 2 le gambe, lo hanno dovuto sparare e Osimhen deve rimanere paraplegico. E a quel punto ti posso dire che forse puoi portarlo solo in panchina, perché non convocarono solo in panchina, perché l'alternativa è Andrea Petagna, che non mi venite a dire niente su Andrea Petagna, che io oggi stavo riflettendo sul fatto che io nella vita vorrei essere Andrea Petagna, che gioca in Serie A, non si sa per quale miracolo divino, non si sa. Petagna oggi l'ho contato, ha fatto una cosa, un appoggio buono ha fatto, uno, poi Ospina. Allora, io non voglio crocifiggere il povero Ospina, perché sta facendo una stagione veramente tanto di cappello. Anche oggi ci ha tenuto a galla. Però Ospina, ma come cazzo fai a prendere quel gol? Ma ti prego, hai fatto poi 2 o 3 miracoli e mi prendi quel gol. Però sapete che quando uno fa un errore, dici vabbè, ha fatto un errore, poi lo fa il portiere ed è determinante perché è l'ultimo giocatore. Io non voglio crocifiggere Ospina, perché ci ha sempre messo tutto se stesso e sta facendo una stagione 10.000 volte sopra quello che può fare. Quindi tanto di cappello a Ospina, ha fatto una cazzata, non lo possiamo crocifiggere. Mertens oggi per me partita scandalosa, Demme partita scandalosa, Mario Juan Jesus mi sono abbastanza piacicchiati. KK buona partita, ha sbagliato qualcosa in fase di appoggio. Rachmani ottima partita, ottima. Malquit mi è piaciuto molto, perché era l'unico che nel primo tempo almeno ci provava ad andare là avanti, ci provava almeno, perlomeno faceva finta di provarci, perlomeno faceva finta di provarci. Io comunque sono veramente schifato, scudetto qua, scudetto là. Oggi nelle prime 10 non ha vinciuto nessuno e andiamo a pareggiare col Cagliari.
Ma io andiamo a pareggiare col Cagliari dopo che hai perso sia con Spezia che con Empoli. Io esco di testa. Io esco di testa. E poi, io vorrei capire una cosa. Ora, con Malquit e Di Lorenzo stiamo in 8 in infermeria. 8, ok? Di cui 6 titolari. Perché Anghissello e Botka sono titolari. Insigne è titolare. Uno tra Lozano e Politano, tutte e due sono titolari, si alternano, e a destra Di Lorenzo è il giocatore che ha giocato più partite del Napoli. Ora, o siamo la squadra più sfortunata del mondo, che giochiamo ogni anno 4 mesi su 8 senza mezza squadra, oppure forse c'è qualche problema nello staff medico, forse. Forse, io non sono neanche incazzato, io sono stufo, io non ce la faccio più, io sono stufo, mi avete tolto l'anima, tifare Napoli è come quando stai dietro a una un anno e poi non te la dai e dici siamo fratelli, è veramente un qualcosa che ti logora dentro, inizia ogni anno la stessa tarantella qua, là, fino a quando adios, speriamo a questo punto almeno la Champions, speriamo, non che sia chiuso niente, perché non è chiuso niente, perché là tra noi, l'Inter e il Milan, facciamo ridere una più dell'altra, ma vaffanculo, oggi c'avevamo il Cagliari, con l'Inter che perde, e il Milan che pareggia con la Salernitana, e noi andiamo a pareggiare col Cagliari, pareggiare poi un pareggio immeritato, ma immeritato proprio in modo clamoroso. Io non ho nient'altro da dire. Bella.